Buone notizie arrivano per la sistemazione della spiaggia delle Dune, dove per via dell'erosione costiera un tratto di litorale è franato e la circolazione è consentita solo a una corsia. Dalla Regione Assessorato Infrastruttura viene dettagliato: a seguito di sopralluogo effettuato da codesto ufficio, ha richiesto un intervento di somma urgenza per un importo complessivo di 495.000 euro per la messa in sicurezza della costa danneggiata per erosione a causa delle forti mareggiate in località San Leone al comune di Agrigento, allegando il verbale redatto e contenente la dichiarazione circa l'esistenza del nesso tra casualità e i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati. Viste le varie note del Genio Civile e preso atto di quanto dichiarato con la documentazione citata e tenuto conto che si è trattato di intervento di protezione civile a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si autorizza pertanto l'esecuzione delle opere limitatamente ai lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza della costa danneggiata per erosione a causa delle forti mareggiate in località San Leone, nel comune di Agrigento, il cui importo dovrà essere contenuto entro i limiti dello stretto necessario, afferma la nota dell'assessorato alle infrastrutture, e comunque per complessivi 495.000 euro, di cui 360.000 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza e 135.000 per le somme a disposizione dell'amministrazione, così come previsto dalla legge. Pertanto, nell'evidenziare che l'intervento di somma urgenza autorizzato è finalizzato a eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, si dovrà provvedere ad avviare immediatamente le procedure per l'affidamento dei lavori in argomento al fine di dare esecuzione agli stessi nel rispetto della normativa vigente e a trasmettere a questo Dipartimento tutti gli atti posti in essere, restando in attesa della perizia approvata, validata e munita dei pareri e delle autorizzazioni della normativa vigente. Su tale finanziamento interviene l'onorevole Giussi Savarino, dove l'11 febbraio del 24 affermava pubblicamente: «Voglio assicurare il sindaco di Agrigento e la comunità agrigentina che ho chiesto all'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò di intervenire urgentemente per il tramite del Dipartimento regionale tecnico del Genio Civile per la messa in sicurezza non procrastinabile in considerazione degli ultimi eventi del viale delle Dune a San Leone. Mi è stato assicurato, continua il parlamentare dei Fratelli d'Italia, alla Regione il massimo impegno in tempi brevissimi. Oggi riceviamo conferma che l'assessorato alle infrastrutture ha autorizzato i lavori per complessivi 495.000 euro per la messa in sicurezza della costa danneggiata per erosione a causa delle forti mareggiate nella località di San Leone». Il sindaco di Agrigento e tutta l'amministrazione comunale esprimono quindi un plauso per la sensibilità e la prontezza mostrata dall'onorevole Savarino e dall'assessore Aricò da Fratelli d'Italia nei confronti di una problematica, quella dell'erosione costiera, che compromette seriamente le bellezze naturali e le attrattive della nostra città.